la locura della garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agenció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, che cosa fuera. Bentrovati amici, siamo in compagnia di Beppe De Tori, però questo progetto di cui parleremo quest'oggi io l'ho conosciuto un po' di anni fa a Milano, perché lui con il Campajanka Project era in giro, in tour non solo a Milano ma in tour insomma per i teatri non solo del nord Italia. Non solo del nord Italia, assolutamente, anche qua in Sardegna. Però è un progetto che parte come realizzazione nel 2002, poi si è finito di registrare su album nel 2005 e quindi ha visto la luce alla fine del 2005. E quindi prima del mio ingresso con i miei fratelli di Gino e Gigi dei Talzenda. Però questo progetto siccome mi sta molto a cuore perché non tratta soltanto musica ai fini diciamo commerciali o comunque di concerti e basta. È un po' una mia filosofia di vita, di approccio a quello che è il mio lavoro, anche soprattutto di cantante e di ricercatore vocale. Fammi capire, Campajanka è un po' il tuo soprannome per i capelli bianchi, però Campajanka anche ha un altro significato. Sì, esatto, io da questo soprannome ho estrapolato un concetto che è quello di testa bianca, mente lucida, mente consapevole, unità di corpi che hanno tante differenze ma un'unica cosa che li accomuna a tutti. Quindi c'è quindi un obiettivo? L'obiettivo comune di ogni essere umano è alla fine stare bene, essere felici, giusto? La musica è un veicolo che porta questo tipo di percorso, almeno a mio parere, poi sai, molti la vedono anche in modo diverso. Ecco, ma voglio dire, per la maggior parte dei nostri telespettatori conoscono Beppe De Tori, il cantante dei Talzenda, uno dei componenti dei Talzenda, e immaginano Beppe De Tori a i Talzenda, ma il Campajanka Project però non ha niente a che vedere, cioè lì stiamo parlando di tutt'altra cosa, perché intanto stiamo parlando di un progetto che è interamente acustico, gran parte del quale poi viene, come dire, proposto con quelle che sono le prerogative poi del tuo essere musicista. Sì, ci sono tante sfumature, la sfumatura più importante è il suono, perché il suono è appunto, come dicevo prima, il veicolo spirituale che ci porta alla concentrazione e alla meditazione. Quindi non potevo fare un disco tutto in italiano o tutto in sardo, tutto in sassarese. Ho cercato di unire tutte le lingue che più o meno conosco, anche con l'aiuto di amici, che ne so, il cingalese, il cingalese è la lingua dello Sri Lanka. Ho un amico che fa il portinaio a Milano dello Sri Lanka e mi ha tradotto una frase che tipo portami via lontano con te, sarebbe Obat Samaka Mahavat Genyan. È come la musichi. Obat Samaka Mahavat Genyan. Obat Samaka Mahavat Genyan. Bello, portami via con te. Portami via lontano con te, che detto in italiano ha un senso, ha un altro suono più che altro. Detto in cingalese ne ha un altro ancora, ma non ci perdiamo i meandri. No, i meandri. Portami via con te ha un po' anche forse a che fare con
come dire, quella filosofia musicale, portami via con te potrebbe significare tante cose. Portami via con te, non so, al pubblico, a quella persona che capisce quel tipo di filosofia, certo. che contraddistingue comunque anche il tuo modo di cantare. Sì, vabbè, ma sì, il mio modo di cantare potrebbe risultare magari molto particolare, ma non è quello lo scopo. Cioè far vedere quanto uno è bravo a cantare no, o di eccetera. filosofia, Sì, la filosofia è appunto quella del suono. Il suono vocale è quello che arriva maggiormente alle stelle, al cosmo, che noi sembra una banalità, però facciamo parte del cosmo, dello spazio. E quindi siamo influenzati dalle energie spaziali che arrivano direttamente dal cosmo. Noi siamo proiettati intorno al Sole, giriamo intorno al Sole tutto l'anno e abbiamo benefici e non benefici. Cambiano anche i nostri umori. Certo, assolutamente. Quindi un mezzo che io ho scoperto che fa stare, diciamo, al passo, al ritmo del mondo che gira intorno al Sole è appunto il canto. Ma non è proprio il canto, è questa ricerca della doppia nota o della tripla nota o della multinota, perché ha uno scopo meditativo. La meditazione è nient'altro che la ricerca di Dio, tutto qua, in due parole. È la fortuna di noi cantanti, perché anche tu sei un cantante, la fortuna di noi cantanti è proprio quella. Che esageriamo adesso. No, tu usi la voce, anche chi non è cantante, anche chi parla. Chi usa la voce come un grande oratore, un docente universitario, un docente non universitario, un professore, quindi piuttosto che un politico. Comunque... Assolutamente, chi comunica con la voce ha questa potenzialità. La potenzialità sta nell'avere energia, ricaricarsi di energia cosmica facendo questo tipo di pratica meditativa, che è nient'altro che cantare una nota fissa è perduta nel vuoto, nel tempo, che il tempo sappiamo che non esiste, però noi lo cataloghiamo con l'orario. Però il tempo, cioè la nota proiettata nel tempo ha un potere rigenerativo del nostro essere. Questa è la mia scoperta. Allora, intanto ritorno a parlare un attimino con i nostri telespettatori. Sì. Siamo con Beppe Dettori, stiamo parlando di filosofia, ma stiamo parlando poi di questa famosa nota che si perde nel tempo e si perde nei meandri del nostro essere. Certo, assolutamente. Io bevo il tè intanto. Beh, certo, anche perché fra un po' qui si canta. Qua si canta e quindi devo rigenerare anch'io. Ma questa nota, cioè voglio dire, è una nota specifica, non so, è un do, un re, un mi? No, vabbè sì, ci sono delle note... Ecco. Che hanno la nomea di essere delle note spirituali, come il do diesis per esempio, no? È una nota molto spirituale. Fa parte di alcune filosofie religiose e islamiche, però non è importante che tipo di nota, è importante fare qualunque tipo di nota ti viene. Quella che ti viene senza pensarci, adesso che nota faccio? C'è la prima che ti dice, dai, fai una nota, tu la prima che ti viene è quella. Non devi stare lì a pensarci troppo. Certo, uno poi suona, si può anche fare tutte quante i suoi calcoli, farsi il do diesis, il do settima più, cioè non è quello l'importante è produrre note, produrre suoni. E la scoperta è che facendo una nota, quindi all'interno di questo sentire questa nota, noi ne sentiamo una, ma la presenza di tutte e 12 le note sta in questo, le armoniche di questa nota, che non so qual è, all'interno di questa ci sono tutte le altre 12. Quindi questa è la grande presenza di Dio o della spiritualità nella musica. Besos míos irmenticados, que tanto risos ho regalado, hoy me dorrana in visione. Me entiende
Britannia.